Mamma mia, amici bellini, questa è una bomba. Io sono rimasto in silenzio per un po' ad ascoltare, ma adesso è il momento di parlare. C'è qualcosa almeno di cui parlare, non sono solo voci campate in aria. Questo movimento di mercato cambia un po' tutto, quindi approfondiamone. Allora, amici miei, amiche mie, Giuseppe Tarantino, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Non lo so quanti ne siete perché ovviamente io se salto un giorno o 2 giorni, ovviamente l'algoritmo va a picco, quindi lasciate i like, quelli di salvataggio, i like di salvataggio. Da voi che siete quelli là più fedeli, e facciamo rimuovere la barca perché io non posso, non me la sentivo onestamente di fare un video su Chiesa, facevo quelle 2-3 mila visualizzazioni e poi però non significa niente. Al massimo vi potevo dire ma vi sembra possibile, una cosa che nessuno stava dicendo, vi sembra possibile se effettivamente Giuntoli va alla Juventus, che poi De Laurentiis lo lascia andare, si liberano, si lasciano in quel modo e poi lo telefono: a proposito Cristiano, ti sei accomodato? Ok, mi interessa Chiesa, trattiamo. La vedo veramente difficile, nonostante io vi avessi detto all'epoca, se il Napoli vuole dare una sferzata importante, anche un segnale politico, ti vai a prendere Vlahovic subito, cioè lo puoi fare, hai la possibilità economica di farla quest'anno specialmente, e dai una scossa e dici: io sono la squadra in questo momento più forte d'Italia, posso prendermi i campioni dalle altre, le indebolisco e continuo a vincere in Italia aprendo un ciclo. Tutto questo sì, campato in aria come il mercato che farei, tutto bene, però poi ti devi scontrare con altre realtà, che sono i rapporti che ci sono tra chi deve fare il mercato, le possibilità economiche sul lungo termine, perché il Napoli può tranquillamente spendere anche cifre importanti per un cartellino, ma non può e non vuole, ed è pure giusto, accollarsi poi ingaggi pesanti per troppi anni, perché questa è stata la grande rivoluzione, cominciata un po' dal Milan che rinuncia, lascia andare Donnarumma, lascia andare Çalhanoğlu e vince. Questa rivoluzione spinge poi il Napoli a fare delle decisioni che potevano sembrare anche coraggiose, e lascia andare Insigne, lascia andare Mertens, lascia andare Fabian, lascia andare Koulibaly e poi si vince. Questo cosa porta? Porta poi a un altro discorso, dice: ma allora così si vince? Non è sempre detto e lo vedremo. Però ovviamente quando tu poi senti che le altre squadre che si devono rinforzare per colmare il gap che si è creato con il Napoli l'anno scorso, si parte con le cessioni, e sento discorsi che facevamo solo noi: prima si cede e poi si compra. Benissimo, allora questo ci può portare a dire, e mi dite voi nei commenti, siete più tranquilli perché le altre squadre stanno vendendo? Oppure, cosa che non sto sentendo da nessuna parte, se noi abbiamo vinto in questo modo, vuoi vedere che pure loro possono vincere in questo modo? Rinunciano a delle pedine chiave, fanno il mercato, se indovinano poi degli acquisti, possono far meglio. Questo è il discorso che non sta facendo nessuno. Sta pure sto capello un poco strano che vola, ma lasciamo perdere. Insomma ragazzi, facciamo una panoramica su quello che sta succedendo con un Amrabat tattico di screenshot. Ci spostiamo un attimo su Sky perché alcuni sono rumors e non c'è dubbio, però altre sono cose già fatte. Noi dobbiamo analizzare prima di tutto, a partire da quelli che sono arrivati sotto di noi in ordine, chi è che sta più vicino a noi, che ha dimostrato di essere più solida? È la Lazio. La Lazio che cosa sta facendo? Di acquisti non se ne sentono, si parla, come però tutti gli anni, di Milinkovic-Savic come pedina da sacrificare per poi avere dei soldi da spendere sul mercato. Si parla come al solito dei soliti nomi, si parla dell'Inter, si parla della Juventus. Dobbiamo oramai tenere presente anche il mercato arabo, perché il mercato arabo dopo CR7, Benzema, Kanté, K2, perché poi questa è una notizia che mi tiene tranquillo. L'idea di rivedere K2 in Italia con un'altra maglia non lo potevo proprio accettare, quindi bene Koulibaly. Si parla di Son, di Ziyech, di Lukaku stesso, di Icardi, di Felipe Anderson. Insomma,
dobbiamo tenere presente che c'è un'altra parte del mondo che vuole crescere col calcio, un po' come aveva fatto la Cina, un po' come cerca di fare l'America. Se cominciano a prendersi anche i giocatori che sono in età, perché finché si pigliano le vecchie glorie è un conto, ma se si cominciano a prendere i giocatori che sono ancora in età di spendere la loro carriera nei campionati importanti, là ci dobbiamo preoccupare, perché hanno dei budget che non sono comparabili. E allora lì torna il discorso di Garcia, dice: qual è la vostra ambizione? Qual è l'ambizione del giocatore? È di fare soldi? Padronissimi, ci sono dei giocatori che dici: devo fare soldi, poi mi interessa poco vincere, così. Altri invece fanno dei movimenti per cercare di vincere. Leggevo dei tweet, no? K2, Koulibaly che se ne va, magari anche a malincuore, provando a vincere qualcosa, se ne va al Chelsea, annata tremenda per il Chelsea, e il Napoli vince. È una cosa anche triste, se vogliamo. Questo non è successo però a tutti, perché ci sono anche stati giocatori, vedi, Albiol se ne va, vince, Jorginho se ne va, vince, Hamsik se ne va, vince, quest'anno Mertens se n'è andato, ma lui comunque ha vinto. Quindi non vale per tutti questa storia del lasci il Napoli e ti va malissimo, non è assolutamente detto. Per alcuni noi siamo più dispiaciuti di altri, ma noi dobbiamo guardare le nostre cose. Insomma, la Lazio, se andiamo a vedere velocemente, ecco, vedete, i movimenti della Lazio sono poca roba: Cancellieri, Akpak Pro, Raul Moro, Gioni, Kamenovic, Anderson, insomma non ne ho proprio idea, sappiamo solamente Akpak Pro e Cancellieri, il riscatto, però loro si sentiva parlare idea Zielinski, si è sentito parlare idea Simeone, togliamole da mezzo queste cose, anche perché poi soffro, e vediamo le loro cessioni, insomma sono tutti prestiti che finiscono oppure svincolati. Non cambia niente. Di trattative si parla di Dia della Salernitana, che è più interessante, di Rovella della Juventus, che potrebbe essere poi una pedina di scambio. Poca roba. Tutto questo, se il Napoli resta com'è e la Lazio resta com'è, non vedo colmare il gap, onestamente. Però poi il Napoli, poi ci dobbiamo arrivare. L'Inter, la situazione dell'Inter è un po' più complicata, perché è una squadra che, essendo arrivata anche in finale dei Champions, e si è visto che ce l'avevano la squadra per fare benissimo anche il campionato, poi le 12 sconfitte non è andata bene, quindi non devono fare molto per colmare quel gap, devono semplicemente giocare meglio e non steccare la stagione. Contemporaneamente però, essendo l'Inter una squadra essendo una squadra non di giovanissimi, un anno in più dipende, e bisogna vedere. Gli acquisti sono Aslani, Mulattieri, Agumè, Satriano, Lazzaro, e poca roba di acquisti questi qua. Le cessioni già perdono Zeko, ovviamente 37 anni. Lukaku diventa una pedina di scambio incredibile, perché adesso ritorna al Chelsea e si parla di Milan. Questa è una cosa clamorosa, perché giustamente adesso che il Milan c'ha 80 milioni così da spendere, e se li spendono bene diventano pericolosissimi. Pinamonti perdono Skriniar, perdono Gagliardini, questo potrebbe dare un boost all'Inter. E nelle trattative c'è sempre Lukaku, Frattesi che torna per tutte e tre le sorelle, Frattesi Inter, Frattesi Milan, Frattesi Juventus, e la trattativa per Koulibaly potrebbe saltare, quindi bene così. E si deve avere Milinkovic-Savic, e poi c'è anche Vicario. Questa è una chiave, perché si parla di cessione importante di Onana, e questo toglie delle certezze all'Inter, perché avevano stabilito che quello era il portiere titolare. Potrebbe essere un pezzo pregiato, e però se perdi Onana diventi quello più accreditato per Vicario, e invece no, perché si fa sotto il Tottenham e offre 20 milioni all'Empoli. Dobbiamo vedere se la trattativa va a finire, però come vedi, se non è l'Arabia e l'Inghilterra che possono spendere quello che vogliono, e se decidono di prendere dei giocatori, i giocatori ci vanno. In questo caso il Tottenham, per Tonali e il Newcastle, se si muove il Manchester City, se si muove il Manchester United, se si muove il Liverpool, ma anche se si muove il West Ham, anche se si muovono squadre di bassa classifica, hanno talmente tanti soldi da spendere che il progetto, i giocatori diranno sempre il progetto mi interessa, e si vanno a prendere soldi, il tempo piove continuamente, ma se ne fregano tantissimo. Quindi la situazione adesso dell'Inter è un po' in bilico, perché possono perdere Brozovic, possono perdere Onana, possono perdere Lukaku, e si parla semplicemente di Frattesi, ma si parlerà di altri giocatori. Quindi in questo momento l'Inter non benissimo. Ricordiamoci sempre però,
tutte queste rivoluzioni. Questo è molto simile, il Napoli che perde Fabian, che perde Insigne, che perde e poi vinciamo. Quindi se questa cosa vale per noi e noi diamo credito ad ADL perché ci siamo resi conto, eravamo preoccupatissimi ed è andato tutto bene, come adesso un tifoso dell'Inter magari è preoccupatissimo, potrebbe andargli tutto bene se si muovono bene sul mercato. Ecco perché più che l'allenatore devi avere un grande Giuntoli, e speriamo che i vari Micheli, Mantovani siano all'altezza di Giuntoli in modo tale da poter stare tranquilli in caso di cessione eccellente. Quindi dopo l'Inter guardiamo un attimo il Milan, che ovviamente a qui Sportiello svincolato, Colombo, Del Lecce, Maldini, Spezia non muove niente, le cessioni perdono Bakayoko e quindi schizzano come come pali della luce favoriti per lo scudetto. Perdono Brahim Diaz, ricordiamo che perdono Ibrahimovic, Dest meglio perderlo che trovarlo probabilmente, Tatarusano, Doku eccetera eccetera. Le trattative sì, vogliono Frattesi, questo qua è forte questo qua è forte, ma noi quelli là africani è meglio che non ci avviciniamo. Si parla molto di Kamada, si parla adesso di Thuram, si è parlato di Scamacca, di Pulisic e di Yulman è fortissimo, e adesso vedi Yulman diventa uno di quei giocatori che secondo me se vendi Tonali devi andarti a prendere Yulman, che veramente sarebbe stato, è un sogno nel cassetto per me, insomma. Se non ti prendi Koopmeiners devi andarti a prendere Yulman se vuoi veramente dare una spalla all'Lobotka che sia di grande valore, che non ti fa sentire non c'è Lobotka, che adesso ti prendi questo qua, veramente non dico che non perdi niente, però c'ha tutte le caratteristiche che servono in un centrocampo. Quindi il Milan in questo momento è più quello che perde, perché tra Tonali, Ibrahimovic e Diaz, però adesso ha tanti di quei soldi che può mettere in conto da spendere, che se fanno bene il mercato loro perdono Maldini e intanto hanno adesso liquidità che non pensavano magari neanche di avere, e addirittura si parla di Lukaku. Questo poi sposterebbe una serie di equilibri. Lukaku ad oggi è una scommessa, però è vero che ha fatto male l'anno scorso, ha fatto decisamente male, non ritrovava la forma, però nel finale di stagione abbiamo cominciato a rivedere il Lukaku quello là. Un anno in più sicuramente, ma il Milan con Giroud con un anno in più comunque ha fatto bene, si è girato Giroud, adesso si gira Lukaku, vediamo che cosa succederà. Per quanto riguarda l'Atalanta si parla ancora di giocatori che non spostano. Qua c'è la situazione Gollini che torna momentaneamente all'Atalanta, il Napoli vorrebbe comprarlo, magari far ripartire un'altra trattativa per non spendere troppo. Riprendono Carnesecchi, non lo so se sarà poi il titolare, dovrebbe avere una chance Carnesecchi, grande portiere, giovane, più forte del mondo assoluto. Cessioni così, trattative, non si parla di grandi cose. Ovviamente l'Atalanta si può spendere dei jolly qualora venissero a prendersi Højlund, che poi io lo sbaglio e penso Yulman, non devo pensare a Holland, ma Højlund. Si possono spendere Lookman, insomma hanno una serie di pedine che poi se li vedi fai una grande imbarcata di denaro e poi li puoi rimettere in circolo, ricordiamo, con meno pressione, perché questa è una di quelle squadre che se rimane tra le prime 5 o 6 sono contenti, quindi va bene così per loro. La Roma invece è quella che più si sta cominciando a muovere in entrata. Hanno piazzato Ndicka, il difensore, lo portano come al posto di Bagnez praticamente in questa formazione, con Smolli, Mancini, Ndicka, Matic al centro, Aouar qui come questa mezzala, e vediamo qua portano addirittura Belotti in attacco, e si deve vedere la situazione Abraham. Questa è una squadra che può far bene, Dybala come al solito è quello che poi sposta gli equilibri. La Roma comincia a muoversi, è il progetto, e anche l'anno scorso dicevamo la Roma che mercato che ha fatto, e poi alla fine non è che sono arrivati in finale di Europa League, ma poi l'hanno persa. Bisogna sempre valutare che cosa significa fare una stagione gli 0 titoli, oppure fare una stagione che ti porta a far stare ad essere contenti i tuoi tifosi e nel frattempo cresce il brand, stai facendo un altro tipo di discorso. Bisogna vedere, perché
a inizio stagione tutti quanti invidiavamo la felicità dei tifosi della Roma, che mi sembrano anche felici adesso, però chi è più felice oggi tra i tifosi della Roma e i tifosi del Napoli? Direi i tifosi del Napoli, perché ricordiamoci che abbiamo vinto lo scudetto, ricordiamocelo, perché qualcuno se lo può essere dimenticato. E poi, se vediamo la Juventus, anche loro, situazione non facile, comprano Milik, lo mettono definitivo oramai Milik, ritorna Cambiaso, ritorna anche Luca Pellegrini, quindi questi sono i vari terzini che devono sistemare la situazione dei terzini. Ritorna Arthur, ritorna McKennie, ritorna Zaccaria, devono sistemare tutti questi fini prestiti che poi ritornano. Rovella come punto, probabilmente come pedina di scambio per qualcosa, lo stesso Frabotta, Nicolussi, Caviglia, però già perdono Di Maria, che solamente un anno è andato, perdono Quadrato, incredibile, adesso come si fa, perdono Paredes, Kulusevski è definitivo al Tottenham, eccetera eccetera. Si parla di trattative per Milinkovic Savic, si parla di Singo mi piacerebbe a me Singo, Parisi dell'Empoli, insomma già somiglia di più a una Juve formato Giuntoli che può fare questo tipo di discorso. È strano che esca il discorso di Chiesa, visto che a quanto pare lui avesse chiesto addirittura un ingaggio di 8 milioni. Se chiede un ingaggio di 8 milioni il Napoli non può nemmeno avvicinarsi, nonostante noi sappiamo che De Laurentiis aveva un chiodo fisso per Chiesa. Però ci sono dei dubbi che avanzano i tifosi del Napoli, dice se si fa male siamo sicuri dell'integrità fisica. È un giocatore che sicuramente ha lo spunto esposto, se tu immagini un trittico Kvara, Osimhen, Chiesa a destra diventi veramente devastante, però con un Chiesa che però sta al massimo della forma e non sempre è così. Ovviamente Chiesa, Allegri sembra un po' sacrificato, gli fa fare il famoso terzino a tutta fascia, lo può fare, però l'abbiamo visto anche nella partita con il Napoli, un po' di imbarazzo difensivo lo dimostra, e allora lo devi schermare con altri modi, devi avere tu il possesso palla e farlo esplodere nelle azioni d'attacco. Sarebbe una cosa bellissima secondo me da fare, ma visto l'ingaggio e visto che dovete immaginare la trattativa tra ADL e un Giuntoli che non si lasciano bene, perché non si lasciano bene, se tu ti fossi lasciato con grande tranquillità, dici ma come no, ma tutto a posto, in bocca al lupo per la nuova avventura, capisco tutto, un po' come si sta facendo con Spalletti, magari si potevano impostare delle trattative, ma adesso un Giuntoli che conosce a memoria dentro e fuori ADL e sa i punti deboli e sa come si muove e fin dove si spinge, ritengo veramente difficilissimo fare delle trattative adesso tra Juventus e Napoli. Adesso men che me proprio difficilissimo. Di conseguenza ragazzi ci siamo per le nostre avversarie. Per quanto riguarda il Napoli, bene Simeone, bene Raspadori, tutto da prevedere. Il ritorno di Zanoli che dobbiamo decidere cosa farne, perché probabilmente può andare da qualche parte a continuare la sua crescita. Petagna va via, Luperto va via, Gollini vediamo se lo riprendono, Ndombele va via e è giusto così. Beresischi non ha convinto. Di trattative si parla di Milenkovic, qualche tempo fa vi avrei detto anche di sì, il difensore col vizietto del gol, ma al posto di Game serve qualcosa che probabilmente noi nemmeno conosciamo ancora. Si parla di Danzo, ma approfondiremo quando le voci diventano veramente trattative, in questo momento non mi pare il caso. Idem si dica Peranco, c'è lo sponsor di Amsic, Peranco, Beto dell'Udinese, sì, però al posto di Osimhen difficile, perdi troppo, a meno che Beto non diventa equal con Simeone, si dividono le cose. Per me a quel punto tra Beto e Simeone parte Simeone titolare, onestamente. Orsolini per me è un no. Orsolini è un simil Politano che può far bene, forse ha fatto meglio quest'anno, una delle stagioni sue più continue, però per me no, onestamente. Vega, ne parlano tantissimo, si dice un gran bene, però ci sono secondo me gli occhi di tutta Europa su questo ragazzo. David ha segnato un altro bel gol anche con la sua nazionale, sicuramente è un attaccante che dà sfizio, perché venendo da dove viene si potrebbe fare lo stesso discorso di Osimhen. Io continuo a pensare che Kolo Muani forse ancora meglio di David, ma andiamo a vedere, e Danzo ne abbiamo parlato. Quindi la situazione è questa: il Napoli ha questo dubbio Kim, mentre ci fanno sapere che
torniamo con un Abraham tattico nella New Canon, mentre anzi spostiamoci da quest'altra parte. Che sto facendo? Ecco, ci spostiamo da quest'altra parte. Mentre ci fanno sapere che, perché noi eravamo partiti con Kim, la Manchester United sicuro è fatta. Non è vero. Dopodiché col Bayern è fatta sicuramente. Poi il Bayern, Upamecano, De Ligt, Kim, e non vuoi veramente far passare più nessuno, ma possono permetterselo. Poi Zazzaroni ci dice no, ma non è vero, non è assolutamente interessato, e torna poi alla carica Guardiola con il Manchester City. Dobbiamo aspettare gli inizi di luglio, perché lì la clausola può scattare, e dobbiamo ancora capire, perché qualcuno dice 70 milioni, qualcuno dice 45, qualcuno dice 50, 60, ognuno dice quello che vuole. Dobbiamo aspettare le cifre ufficiali, e lì devi essere prontissimo, perché ricordiamo, quando il Napoli perde Koulibaly, Kim viene il giorno dopo, viene subito, era già tutto pronto, quindi il Napoli voglio sperare che abbia già tutto pronto. Se parte Kim, il Napoli già è pronto. Poi su Kvara si parla di rinnovo, e va bene, perché non dobbiamo assolutamente avere dubbi su Kvara. Destini forti, uomini forti, un ragazzo sta girando quella cosa dove lui ha il pallone proprio attaccato al piede, è qualcosa di spettacolare, ed è stanco, e l'ho anche detto, quindi Kvara non si tocca e si riparte da Kvara. E poi abbiamo questi dubbi logici, quello di Osimhen. Adesso il Napoli fa sapere 180 milioni sono pochi. Per me, vi ripeto quello che vi avevo detto, ecco perché cambia tutto. Per me un giocatore che ogni tanto si infortuna e l'anno prossimo lo perdi per un mese, lo perdi probabilmente anche durante la Supercoppa, non lo so. Per la Coppa d'Africa, De Laurentiis fa il fiocchetto a 80 milioni, 90 milioni, 100, fa il fiocchetto e glielo porta, secondo me. Però se Tonali viene pagato 80 milioni, ma è naturale che non ti devi sedere nemmeno se non te ne danno 150, perché Tonali sì, sarà un buon centrocampista, ma non sposta gli equilibri come li sposta Osimhen, che ti cambia proprio il volto di una squadra, che ti fa gol una continuazione, che ti aiuta sui calci d'angolo in difesa. Ragazzi, quanti calci d'angolo Osimhen l'ha tolto e non c'è pericolo. Abbiamo sofferto pochissimo sui calci d'angolo perché c'era Osimhen lì, quindi Osimhen sposta. Non so quante squadre possono permettersi queste cose, secondo me nemmeno il Paris Saint-Germain, a meno che non vendano poi Mbappé subito, e allora lì la questione è diversa. Però a questo punto Tonali cambia tutto, e fa bene De Laurentiis a non sedersi nemmeno. Contemporaneamente dobbiamo anche pensare che quando abbiamo resistito alle offerte non sempre è andata bene e abbiamo perso dei soldi. Quindi c'è lui, c'è Lozano che adesso è infortunato, vediamo, tutti i tifosi lo danno per partente, ma vediamo. E idem per Zielinski, perché sono i giocatori che hanno un ingaggio più alto, e nonostante la vittoria il Napoli sembra indirizzato verso abbassamento ancora degli ingaggi, perché così abbiamo vinto e così vogliamo vincere. Contemporaneamente il discorso della Champions è un discorso che va al di là. Non puoi pensare di competere se continui ad abbassare, perché arriva addirittura il Manchester City, ci arriva stanco perché la stagione è lunga. La Champions è un bel sogno, è un bello sfizio, il Napoli ci deve stare per far crescere il brand in continuazione, però pretendere di arrivare in finale così serve una serie di colpi di fortuna, di sorteggi favorevoli, di momenti in cui sei in forma, e non sempre si può fare. Quindi noi ce la dobbiamo vivere come un viaggio interessante e stimolante, ma senza quella pressione ma vincere, perché poi diventa una psicosi come era per il Manchester City. Da New York, Valerio Fluido è tutto, e l'ho detto il fatto di Allegri, perché se Pistocchi dice che Allegri se ne vuole andare, cambiano tutta una serie di discorsi, e chissà se questo è legato con Giuntoli, che adesso pare si stia liberando. Noi avevamo una certezza, almeno la Juventus giocherà male, questa era l'unica certezza, poi per il resto non si sa nulla, perché il Milan si sta indebolendo, perde Tonali, e il Napoli non si era indebolito perdendo tutti quelli che aveva perso. Non significa automaticamente uscire fuori dai giochi, questo è importante, questo ci ha insegnato la stagione scorsa e non dobbiamo dimenticarlo. Però se Allegri cambia squadra col potenziale che ha la Juventus, io un po' di paura me la metto. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.